Buongiorno, io sono Vez e benvenuti in questo nuovo video di Economia Pop. Questo è un video per pochi, un po' di nicchia. Oggi si parla dell'effetto bandwagon, ovvero l'effetto carrozzone. Non parliamo di nulla di complicato, tranquilli, adesso lo introduciamo e capiamo di che cosa si parla. Introduciamolo facendolo partire dallo sport. In particolare andiamo per un attimo negli Stati Uniti. Questo termine sta spopolando e la sua accezione è terribilmente negativa. Con questo termine vengono definiti i tifosi che seguono una squadra solo nel momento in cui arriva all'apice della sua fama. Se seguite il basket americano sicuramente avrete visto che si è interrotto il predominio dei Golden State Warriors. Per chiunque altro non segua il basket è semplicemente una squadra che negli ultimi anni ha vinto tanto. Però non è sempre stato così. Prima di questo periodo questa squadra non aveva vinto quasi niente. All'improvviso nel 2014 è iniziata un'ascesa di questa squadra e quindi ciò ha portato un sacco di tifosi in più. Perché questo? Semplice, per tendenza, per moda. Infatti nel momento in cui molte persone iniziano a fare un'azione, tante altre è più facile che le seguano. È questo che intendo con effetto carrozzone, l'effetto gregge. Ciò non si deve al fatto che un'azione sia meglio di un'altra, si deve semplicemente al fatto che molte più persone hanno scelto quell'azione e quindi a molti sembra più ragionevole seguirli. Il fatto che molte persone seguano quell'azione è come se legittimasse quel comportamento. Questo effetto è diffuso anche in economia. Il fatto è che più persone comprano un prodotto, più molte altre saranno disposte a comprarlo in virtù del fatto che queste prime lo hanno fatto e sono tante. Però non siate indotti a pensare che questo fenomeno sia solo negativo. In realtà ci sono delle situazioni nelle quali questo fenomeno si giustifica nel fatto che tante più persone comprano un prodotto quanto più è l'utilità di questo prodotto. Ad esempio WhatsApp deve la sua utilità al fatto che tutti lo usano. Se nessuno dei vostri amici avesse WhatsApp e avessero tutti Telegram, WhatsApp sarebbe abbastanza inutile. Detto questo, in descrizione c'è il link per unirvi al gruppo Telegram che ho appena creato. Questo succede perché l'utilità di questa applicazione è legata al numero di persone che la utilizzano. Per questo l'effetto carrozzone in questo caso non ha una connotazione negativa, ma se non ci sorprende il bandwagon, ci sorprenderà sicuramente l'opposto. In campo economico succede una cosa molto particolare e interessante. Se di un prodotto esistono pochi esemplari, la domanda di quei pochissimi sarà altissima. E questo perché succede? Succede perché l'effetto gregge non funziona per tutti quanti. Non tutte le persone tendono a uniformarsi alle altre. Le persone che non seguono questo trend seguono quello opposto, quindi cercano di comprare cose che nessuno ha oppure che nessuno può permettersi. Questo effetto però non riguarda propriamente tutti i prodotti, ma maggiormente quelli più costosi. Infatti provate a pensare al mercato delle automobili. Il fatto che ci siano pochi esemplari di un'auto fa in modo che la persona facoltosa cerchi di accaparrarsene una. Questo, oltre a far schizzare il prezzo alle stelle, restituisce un valore al prodotto, e cioè quello di star possedendo qualcosa di unico. Bene, se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare like, commentare, condividere, iscrivervi, attivare la campanellina, c'è un sacco di roba da fare. E soprattutto, come sempre, a fine video ci sono delle schede con la playlist di questo format, quindi andate a vedere tutti i video.